Quando la carità diventa vita, e questo è il titolo della trasmissione di oggi, e con Don Salvatore Bucolo conosceremo due ragazze molto giovani. Si tratta di Vittoria Strano e di Francesca Beccari. Grazie per essere qui con noi, ci parlerete della vostra esperienza. Intanto vedo già che entrambe siete vestite alla stessa maniera, avete una magliettina rossa, una felpa azzurra che sta ad indicare un po' la divisa, se possiamo definirla così, della Caritas. Ma per iniziare la nostra trasmissione vi mostriamo innanzitutto un video che hanno fatto dei ragazzi proprio per farvi questo omaggio e per introdurre la trasmissione di oggi. Prego, regia. Quando incontri chi è nel bisogno, qualcosa dentro di te si risveglia. Non è solo aiutare, è imparare a guardare il mondo con occhi nuovi. Servire insieme crea legami, speranza, comunità, perché la carità non è solo dare qualcosa, ma è scoprire chi sei davvero. La carità è scoprire chi sei davvero. Vi riconoscete in questa frase? Sì, molto, perché il nostro servizio non lo facciamo per questo, cioè noi facciamo il nostro servizio per dare un sorriso a qualcuno, per aiutare sempre qualcuno nel modo più puro e più normale per fare quello che facciamo. Dobbiamo dire che il vostro progetto, e adesso lo chiederemo anche a Don Nuccio Puglisi, che è appunto il direttore della Caritas di Catania, si chiama Elefantini Blu. Esattamente cos'è che fate? Siamo un gruppo di giovani di età disparate, alcuni sono degli scout, altri semplicemente hanno avuto modo di approcciarsi a questo progetto e facciamo diverse attività. Il progetto è volto a farci fare diverse esperienze all'interno del servizio Caritas, abbiamo fatto il servizio mensa, abbiamo fatto il servizio di strada e avremo modo anche di fare diverse esperienze. È un progetto che vuole durare 3 anni, quindi è un impegno a lungo termine ed è bello che sia così e alla fine potremmo portare avanti un nostro progetto dopo che avremo raccolto l'esperienza di tanti ambiti della Caritas. Don Salvatore, già stiamo capendo che sono dei ragazzi che non stanno facendo, che non hanno scelto questo, no, ho fatto segno a una delle nostre ospiti di alzarsi il microfono perché ti era scivolato. Allora, è bello vedere che delle ragazze si stanno impegnando in un progetto di lungo corso, cioè non è un'esperienza così mordi e fuggi, esatto, tanto per dire vediamo come funziona, voglio fare questa esperienza con le persone disagiate. E invece proprio c'è un impegno di 3 anni. Sì, è un'esperienza nell'oggi, ma che vuole proiettare a qualcosa di futuro, di innovativo, anche, come dicevamo, di un vero e proprio progetto. Ed è questo, secondo me, ci insegna una cosa molto importante. I progetti non sono cose che si fanno a tavolino, non sono cose che si fanno stando seduti, si scrive, si studia, ok anche, ma i progetti nascono perché loro ne fanno un'esperienza concreta. Siccome sperimentano che significa stare con i poveri, stare con i disagiati, stare con chi ha bisogno, quindi l'esperienza concreta, a mio giudizio, dà loro la concretezza perché il loro progetto non sia ideale ma sia reale e quindi secondo me ci danno una metodologia importantissima. Vuoi realizzare qualcosa nella tua vita? Intanto metti le mani in pasta, intanto sporcati, intanto mettiti in gioco. Poi pian piano, e ne sono sicuro, loro sono ancora ai inizi, ne sono sicuro, nascerà qualcosa di importante. Quindi credo che sia una metodologia che vale per tutto, immagina a maggior ragione in ambito caritativo, perché lì i progetti sono progetti in cui è coinvolta pienamente la persona. Don Nuccio Puglisi, in cosa consiste esattamente? Già stiamo sottolineando il fatto che è un progetto che impegna i ragazzi per 3 anni, si chiama Elefantini Blu, immagino prendendo spunto dalla città di Catania che come simbolo ha l'elefantino. Ecco, in cosa consiste, perché questo progetto che so di essere di natura nazionale, insomma la Caritas di Catania si è inserita in un progetto più ampio voluto dalla Caritas nazionale? Beh, Caritas italiana cerca di coinvolgere sempre tutte le Caritas diocesane affinché
a loro volta coinvolgano tanti ragazzi, proprio perché la carità, come tutte le esperienze importanti, è qualcosa che si struttura quando si ha la sensibilità, il tempo e l'entusiasmo adatti a far crescere dentro di noi qualcosa che è veramente importante. Ecco, questo progetto cosa si propone esattamente? Loro hanno già fatto una prima esperienza all'Help Center, quindi è la distribuzione del cibo alle persone più bisognose. Adesso gli chiederò loro se sono andati anche con l'unità di strada, ecco, le loro impressioni. Cos'altro propone questo progetto? Il progetto è finalizzato a far fare a questi ragazzi un'esperienza diversificata di servizio, proprio perché sia facendo esperienza dei vari servizi della Caritas, ma anche di tutte le altre realtà caritative presenti sul territorio di Catania con cui noi siamo in contatto, alla fine di un percorso di 3 anni possano essersi fatti un'idea precisa su che tipo di progetto loro vogliono presentare per migliorare la vita di alcuni nostri fratelli. Grazie, ecco, stiamo vedendo delle immagini con voi e altre vostri coetanei, appunto alla mensa, cucinare, preparare i tavoli, vedo tanta allegria, tanta solidarietà anche fra di voi. Ecco, già queste prime esperienze, cosa vi stanno insegnando, cosa vi stanno dando soprattutto? Beh, innanzitutto ti porta a scoprirti tantissimo, scoprirti in situazioni che possono essere anche difficili, anche e soprattutto dal punto di vista umano e emotivo. L'empatia è qualcosa che dobbiamo imparare a canalizzare e a portare, diciamo, a spingerci e a non a fermarci e a demoralizzarci, perché ovviamente sono situazioni che possono in un primo momento arrestarci. E poi ci insegna che le persone con cui lavoriamo sono persone sempre solari e che se ci troviamo tutti quanti a fare questa esperienza è perché siamo tutti simili in un certo senso. Vittoria. Io invece sì, penso la stessa cosa che ha detto Francesca, più che altro questa unione che creiamo all'interno della Caritas è un'unione forte, perché anche noi che siamo volontari abbiamo riscoperto nuove amicizie, nuove persone, e poi soprattutto ci ha aperto letteralmente gli occhi alla vera realtà del mondo, che non è sempre tutto rose e fiori, ma ci sono comunque queste difficoltà nella vita che vanno affrontate e che comunque molte persone ne sono dentro. Riuscite a rapportarvi appunto con queste persone, spesso sono molto più grandi di voi, ecco, accettano il dialogo, come si comportano loro nei vostri confronti e voi nei confronti delle persone che avvicinate, per dare un pasto, una parola di conforto, una coperta, perché di sera date anche... Sì, alcune volte ovviamente non cercano di parlare, preferiscono stare in silenzio, per esempio in mensa abbiamo molto che dobbiamo parlare comunque con loro per capire, ma molti preferiscono il silenzio, quindi si nascondono, si mettono nell'angolo del tavolo. Invece altri tu li vedi che sono sempre sorridenti, che comunque una parola o comunque vedono che noi siamo ragazzi, e quindi questo vedere che qualcuno più piccolo di loro viene per loro là a fare proprio il servizio, loro gli riempie il cuore. Molte persone infatti vedo che quando ci vedono proprio gli si riempiono gli occhi di gioia. Francesca? Sì, è verissimo, e forse è una delle parti più belle del servizio, proprio l'incontro con la persona assistita, il dialogo. Io ho avuto esperienze bellissime fino ad adesso di persone gentilissime, solari, disponibili, felici, ed è bello anche essere lì per l'altra persona da un punto di vista umano, chiedergli com'è andata la giornata. Una persona in particolare mi fece vedere le foto di quando era giovane, quindi proprio questo lato è forse una delle parti più belle. Appunto, ci sono degli aneddoti che riuscite a raccontarci, che vi ricordate, qualcosa che vi ha colpito?
Beh sì, come per esempio un signore che vive per strada quando abbiamo fatto l'unità di strada, un signore che si chiama Marcel, lui ci ha raccontato un po' la sua storia o comunque come ci si sente e ha detto una frase fondamentale che quando noi abbiamo qualcosa, abbiamo tutto, ci lamentiamo, quando noi non abbiamo più niente ci lamentiamo di quello che prima avevamo e che ora non abbiamo più, e questo è una frase che comunque a me ha toccato molto, essendo una persona molto sensibile, questa parte è stata fondamentale per me perché mi ha fatto capire molte cose, che nella vita non è tutto per scontato, noi ragazzi diamo veramente molte cose per scontate come l'amore della nostra famiglia, avere sempre un piatto pronto a pranzo o a cena, invece molte volte poi tu vedi realmente la realtà di altre persone che non è uguale alla nostra e che è completamente diversa. Quindi Francesca, sono anche insegnamenti di vita che voi ricevete da queste persone. Certo, la crescita personale e individuale che porta un'esperienza del genere è notevole, ti porta a scontrarti con la realtà dura di situazioni che non conosci fino a quando non le vivi, ma fino a quando anche non le vedi. Sono realtà che non puoi veramente immaginarti, che bisogna secondo me toccare con mano per farti capire quanto la tua vita e la vita di tutti sia un dono grandissimo, quanto tutto abbia valore, quanto la persona davanti a te sia tuo fratello e quanto meriti tutto il tuo supporto, il tuo sostegno e il tuo aiuto. Don Salvatore, quindi la persona che ti sta davanti è tuo fratello, ti cambia la vita per le cose che ti dice, ma anche per quello che lui è in quel momento, nel suo stato. Esatto. No, io sto imparando da loro come il contatto con la realtà, e in questo caso una realtà anche di disagio, ma è la realtà, diventa la possibilità di un contatto di verità di loro stessi, cioè comprendono le cose vere della vita, cioè del fatto che quello che ho non è affatto scontato, del fatto che quello che sono, quindi il prendere contatto con questa realtà li riporta alla verità di se stessi e del fatto che si impara quali sono i veri valori della vita. Poi una parola chiave che mi pare ha detto poco fa Francesca, l'empatia. Cioè l'empatia è fondamentale nella relazione, giustamente come constatava anche Vittoria, ci sono coloro che magari sono un po' più riservati, coloro che magari hanno bisogno di parlare per cui tu la stai ad ascoltare, quindi anche sperimentano che nell'empatia c'è una diversità di persone, storie diverse e sono tutti fratelli e sorelle. Qui mi piace giustamente sottolineare che alla radice di tutto questo c'è la fede cristiana, perché è vero c'è un atto umano di volontariato, di solidarietà, ma non dimentichiamo che la Caritas o la carità non è nient'altro che partecipare dell'amore di Cristo per ogni uomo, in cui Dio ama tutti, a maggior ragione, ed è questo anche il motivo della Caritas, questa attenzione preferenziale per gli ultimi. Perché chi sono gli ultimi? Chi sono i poveri per noi cristiani? È Cristo stesso. C'è in fondo, nel servire quella persona disagiata, quella persona abbandonata, quella persona che non ha nessuno che ascolti, in quel momento sto servendo Gesù Cristo in persona. Perché se è vero che Cristo è presente nel corpo di Cristo, che è l'Eucaristia, è anche vero che Cristo è presente nel corpo di questi fratelli che hanno bisogno della nostra attenzione, ma soprattutto della nostra vicinanza e del nostro amore. Don Nuccio Puglisi, ed è proprio questo il punto cruciale che la Caritas si propone, cioè formare dei ragazzi che siano consapevoli della loro natura, del loro gesto che è di natura cristiana, cioè non è il volontariato che può fare qualunque altra associazione. Ecco, sottolineiamolo bene questo aspetto, perché credo che sia proprio dirimente. Certo, assolutamente. Questo progetto è per i ragazzi innanzitutto un cammino di crescita nella loro relazione con il Signore, che loro hanno il privilegio di incontrare nei prediletti del Signore, che sono gli ultimi, sono le persone che più hanno bisogno del suo amore, attraverso i gesti concreti di chi si avvicina a loro. Quindi è essenziale che nella crescita che questi ragazzi faranno durante questo percorso non venga meno la certezza, la convinzione, e dal nostro
dal nostro punto di vista, chiaramente per quel che ci riguarda, la formazione a tutti gli aspetti che contraddistinguono la carità come una realtà autenticamente, assolutamente cristiana, fondamentalmente cristiana. E quindi i ragazzi che si sono avvicinati hanno già questa predisposizione? Sì, io ho cercato in qualche modo di chiamare, di formare un primo piccolo gruppo di ragazzi che già avessero alle spalle un'esperienza parrocchiale attraverso il gruppo scout, attraverso altri movimenti, che avessero già un'esperienza di Gesù. Proprio perché questa esperienza fosse poi resa più forte, rinsaldata da un incontro con Gesù, che non è magari quello che si fa tutti i giorni. Certo. Allora, ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità e poi ritorniamo a parlare con Francesca e Vittoria, Don Nuccio e Don Salvatore. A tra poco. Ecco, ci stiamo conoscendo Francesca e Vittoria che hanno fatto una bella scelta, cioè quella di aderire ad un progetto della Caritas di Catania. Noi abbiamo intitolato questa nostra trasmissione "Quando la carità diventa vita". Diventa vita, ma diventa anche progetto di vita, perché sia Francesca che Vittoria, così come i ragazzi che hanno aderito a questo progetto della Caritas, si impegneranno per 3 anni e poi cercheranno di sviluppare a loro volta un progetto di carità, quindi qualcosa che diventa, possiamo dire, impresa, o forse una parola un po' troppo grande in questo momento. Magari fra poco lo chiediamo a Don Nuccio cosa si intende, che si organizzano, si preparano questi ragazzi ad avere una progettualità, ma in che modo, Don Nuccio? Se c'è un rischio che si corre quando ci si mette in gioco nell'esercizio della carità, è quello di ridurre un atto di amore ad una occasionalità, cosa ben più difficile, faticosa e certamente bella è progettarla la carità, quindi far entrare il desiderio di fare del bene all'interno di un percorso che ci veda capaci di guardare in avanti, di riuscire a immaginare a partire dal nostro presente un futuro possibile. È quello che noi chiamiamo speranza. Quindi la carità, la fede e la speranza devono sempre lavorare insieme. Ecco perché si cerca di educare i ragazzi alla progettualità dell'amore. Bene, allora Francesca e Vittoria, raccontateci qualche esperienza che vi ha toccato, che vi ricordate in questo momento, di un rapporto con una delle persone che avete avvicinato alla mensa della Caritas o la sera quando andate con l'unità di strada a portare coperte, qualcosa di caldo a chi vive ai senza tetto, diciamo. Allora, io ce l'ho ed è un ragazzo che viene in continuazione a mensa da noi, ma è veramente un ragazzo, cioè, ha 21 anni. E questa cosa mi ha fatto un po' riflettere, come ho detto prima, perché lui veramente mi ha raccontato un po' la sua vita, quello che faceva, e mi ha detto pure che aveva un figlio di 8 mesi. E io lì per lì ho detto a 21 anni, cioè praticamente noi a 21 anni ancora ce lo sogniamo di avere un figlio, comunque anche una casa con un marito, una moglie. E invece lui proprio ha detto che però poi sua moglie se n'è andata col bambino perché avevano perso tutto economicamente, quindi non potevano più né pagare l'affitto per la casa e né per mantenere il bambino. Quindi automaticamente loro avevano questo disagio. E questa cosa comunque io lì per lì sono rimasta molto affezionata a questo ragazzo perché mi ha colpito molto la sua storia ed è l'unico che cioè uno dei tanti in realtà che là dentro comunque ti saluta sempre, è sempre solare, con tutto che comunque non è sempre così per lui, ma appena entra là dentro è come se cambia completamente la sua vita, cioè nel senso entra dentro la stanza dove facciamo la mensa noi e lui diventa un'altra persona. Letteralmente fuori avrà sofferto la qualsiasi cosa, dentro è come se cambia radicalmente tutto. Come se lì trovasse un'oasi Sì. di pace, di amore, Sì, di esatto. accoglienza, di fratellanza.
E Francesca, tu invece cosa... Secondo me l'esperienza che più mi porterò dietro è proprio quella dell'unità di strada, la disponibilità delle persone a raccontarsi. In particolare uno dei primi assistiti che abbiamo incontrato, appunto Marcel con il suo cane, ci ha raccontato la sua storia, che è una storia durissima, difficilissima, di affetti mancati, affetti che sarebbero dovuti esserci e che non ci sono stati, un rapporto molto difficile con la vita, con se stesso, con i genitori, e è un rapporto molto difficile ovviamente poi con la vita che si è trovato ad affrontare da giovanissimo, già da 18 anni. Proprio anche il fatto che da mio coetaneo si è trovato a vivere una realtà che lo ha costretto ad avere una forza che io forse non riesco nemmeno a immaginare, e anche le sue parole, il rimorso che lui prova nel non aver apprezzato quello che aveva prima, ovviamente è un grande schiaffo da parte della vita che mi deve costringere a vedere veramente con occhi diversi tutto quello che ho e tutto quello che forse non apprezzo come dovrei. E in generale proprio il suo amore che ha dimostrato, anche se non è assolutamente dovuto, tutto l'affetto che ci ha dimostrato come giovani assistiti. Lui stesso ci ha chiesto come mai fossimo lì, come mai avessimo scelto di fare questo tipo di esperienza, e mi ha fatto riflettere su cosa effettivamente mi aveva portato lì e cosa mi aspetto da questa esperienza, che forse è soltanto un cercare di fare quanto più possibile per aiutare concretamente gli altri. Bellissimo, Don Salvatore. Storie toccanti che diventano, secondo me, la voce dell'umanità, il grido dell'umanità, perché alla fine ho sempre pensato che dietro quel pasto caldo, dietro quella visita, dietro quella servire la mensa, c'è un incontro reale di persone. Perché credo che alla fine la vera carità è il fatto che due volti, due sguardi, due corpi, due persone si incontrano, in cui l'uno si mette in ascolto dell'altro. Io ho sempre creduto e l'ho sempre sperimentato nei miei anni in missione in Africa, che il dono più grande che si può donare all'altro è il fatto che gli stai di fronte, che lo guardi, che rendi visibile ciò che agli occhi del mondo è visibile, che persona ciò che agli occhi del mondo è uno scarto, è un nulla, no? E questo vale molto di più. Giustamente per loro che sono ancora nel fiore della loro vita, questo diventa un insegnamento che si porteranno per sempre, no? Perché è chiaro, è un'età importante, è un'età in cui loro sono a ricerca, è un'età in cui mettono le prime basi, quindi il fatto che da giovani a questa età si trovano a incontrare queste persone, ad ascoltare queste parole, se li porteranno per tutta la vita e diventa per loro, secondo me, quelle perle preziose, perché alla fine le vere saggezze sono quelle che impariamo in certi incontri speciali, quindi e sono sicuro probabilmente che queste cose qui diventano parte integrante, fondamentale del loro progetto, perché poco fa si parlava di progetto, ma progetto su cose? Su statistiche? Sì, anche sicuramente su idee, su modalità di fare Caritas, senz'altro, ma progetti che tiene conto di ogni singola persona, in cui la persona ha una sua storia, ha un suo racconto e soprattutto ha un suo grido, perché alla fine io penso che il grido vero dell'umanità è quello di una sete di amore. In questo è profetica Madre Teresa di Calcutta. Noi sappiamo che in tutte le case delle suore di Masi Calcutta c'è un crocifisso e c'è la frase "ho sete", I thirst in inglese. "Ho sete" è la frase che disse Gesù al momento in cui era in croce e gli porgono l'aceto. In realtà Madre Teresa ha sentito questa frase quando ha visto lì a Calcutta un povero disteso a terra, "ho sete", cioè lì ha capito che nel povero c'è Gesù Cristo che dice "ho sete di amore". L'ascolto, l'attenzione, perché è chiaro non saranno loro a risolvere i problemi di Marcel o di questo ragazzo di 21 anni che è padre e che si trova a vivere questo dramma, ma in ogni caso, come diceva poco fa Vittoria, stranamente quanto sta lì con noi è un'altra persona, appunto, si sente amato.
quell'amore che cerca in modo disperato fra le strade di Catania o nella sua storia, stranamente lo vede lì in quella mensa, e questo è il più grande dono, il più grande miracolo che si può fare in questo progetto della Caritas, e di questo loro sono testimoni, spettatori, ma anche attori in prima linea. E protagonisti di questi gesti di amore così Esatto. giovani. Don Nuccio, spesso si può correre il rischio di fare carità, gesti solidali solo per gratificare se stessi. In questo caso le parole di Vittorio e Francesca ci fanno capire che loro non fanno questo per gratificare, per dirsi quanto sono brava, quanto sono buona. C'è dell'altro e in loro traspare, ed è proprio questo, come dire, il successo della Caritas, che capisco che sta andando nella giusta direzione con questo gruppo di ragazzi. Beh, uno degli obiettivi che insieme ai collaboratori Giuliano e Antonio che si curano di questi ragazzi, uno degli obiettivi che ci siamo dati è proprio il fatto che l'impatto, chiaramente proporzionato a loro, di queste esperienze li porti al termine dell'esperienza a sentirsi felici anche quando non riescono a sentirsi contenti, anche quando non riescono a sentirsi gratificati, proprio perché hanno una percezione di inadeguatezza invece dinanzi a quello che hanno fatto. È proprio questa l'esperienza che io mi auguro, soprattutto all'inizio, loro possano portarsi a casa. E poi la vera gratificazione arriva dopo. Sono le parole che diceva padre Salvatore, quella cioè di vedere uno dei più bei riflessi che si possano scorgere sul viso di una persona che ti sta di fronte. Un sorriso che è una sete appagata, cioè una richiesta di amore che è stata in qualche modo esaudita, anche se siamo sempre piccoli dinanzi all'amore di cui tanti nostri fratelli hanno bisogno. Francesca e Vittorio, proprio per chiudere, vi arriva questo? Sì, un sacco, da morire. Assolutamente. Sono d'accordissimo con padre Nuccio, anche perché non solo grazie a noi stessi, alla nostra positività, arriviamo al loro amore, all'amore dei nostri assistiti, ma anche grazie all'aiuto di Giuliana, di Antonio, che ci hanno sempre sostenuto fin dall'inizio del nostro percorso. Grazie a loro, secondo me, siamo quelle che siamo oggi. Bene, queste parole di gratitudine sono preziose sicuramente, e allora vogliamo invitare dei ragazzi che come voi, che hanno la vostra stessa età, a fare questo tipo di esperienza. Cosa possiamo dire proprio in pochi secondi? Vai. Assolutamente, io lo consiglio a tutti i miei colleghi, a tutti i miei amici di intraprendere questo tipo di percorso, però appunto come impegno che, come diceva Don Nuccio, non è occasionale, come impegno sincero e autentico. Vittorio. Io sì, penso la stessa cosa che ha detto Francesca, perché è importante che passi il messaggio che là noi non andiamo per giocare o comunque per fare qualcosa di molto vago, ma andiamo là per assistere a delle persone che hanno davvero il bisogno di avere qualcuno che li ama veramente. E quindi questo. E l'augurio che faccio a entrambe per concludere è quello di alimentate quel fuoco che in questo momento avete acceso dentro di voi, perché in questo momento si vede, c'è questo fuoco che arde e ci stiamo riscaldando io e Adelaide ed è bellissimo. Ravvivatelo, abbiate il coraggio, anche quando magari non mancheranno momenti di stanchezza, a ravvivarlo e soprattutto a contagiarlo ad altri ragazzi giovani come voi. Grazie Don Salvatore Bucolo, grazie, salutiamo anche Don Nuccio Puglisi, grazie, in bocca al lupo, a voi. Sempre tanti auguri per quello che fate di bello e di importante come Caritas diocesana, e grazie infinite a Vittorio e Francesca che ci hanno regalato un pezzo del loro tempo, un briciolo anche della loro storia e del loro impegno con la Caritas. Grazie veramente, e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.